Oggi parliamo di Sassocorno. Eccomi qua. Abbiamo il Rocche 2020 di Sassocorno. Verso oggi ho utilizzato uno Spiegelau come calice. Sassocorno 2380 metri nord. Questo significa che il vigneto si trova a questa distanza dalla sede aziendale, che sta in località Corno di Rosazzo, per farvi capire più o meno dietro la sede del consorzio, dietro via Nanchini. 100% friulano, fermentazione spontanea, macerazione sulle bucce di 10 giorni, affinamento di 2 anni in botti tonnò, mi sembra che sono, sì, tonnò, di Acacia, nessuna chiarifica, nessuna filtrazione, chiaramente come lieviti spontanei, vino molto interessante. Dal 2019 non si utilizza più sulforosa, un vino che già il profumo è intensissimo, albicocca, erbe aromatiche, bellissimo. L'abbiamo utilizzato adesso a pranzo, ho appena finito il pranzo, con una pasta di Roberto Franzin, macino, tagliatelle alla farina di mele. Macino, un'altra azienda molto interessante, recupera gli scarti del cibo, diciamo, la farina di mele, la farina di vinace, tutta una serie di cose, gli scarti del radicchio, pasta molto interessante, fatta con pomodorini, calamari, mazzancolle e gamberi, abbinamento bellissimo, vino proprio da pesce, da antipasto, così da primo piatto così di pesce, pesca, albicocca al naso, bella la sapidità, buona la freschezza, bella. No, io se dico pungente so già che vi frego, ma non è pungente, è quell'acidità bellissima che ti invoglia la beva, ti riempie la bocca, perché la bocca è pienissima, bel vino, ti fa salivare, quindi sicuramente la beva è invogliata da questo. Buona la mineralità bella. Secondo me escono adesso mineralità e sapidità. Ottima la persistenza. Vino che ha la sua identità, ha un bel carattere, una bella struttura, sostanza ce n'è, però c'è tutto questo corredo a una beva bella, agevole, molto interessante. L'azienda è recente, giovane, le viti sono vecchie, le viti sono in località Rocca Bernarda, salendo sulla Rocca Bernarda, subito dopo la cantina di Gigante, sulla sinistra c'è una stradina che scende e andiamo dentro questo vigneto. All'ingresso vedete un sasso particolare da quale nasce il nome dell'azienda Sassocorno. Andate a trovarli, bevete i loro vini, provateli, vi garantisco che sono vini di livello assoluto. Seguono l'idea del vino naturale con la macerazione, c'è un'idea, c'è un maestro alle spalle, diciamo, ma questo ve lo diranno loro, non ve lo dico io, però ci sono molto attenti ai dettagli e a tutte le fasi, quindi sono vini non banali ma di grande carattere e struttura, meritano veramente tanto. Questo Tokai, c'è un altro Tokai di quale vi parlerò più avanti, che è il Badie, che è fatto dai vigneti vicino all'azienda. Cin Cin, vino, chiamatelo come volete, naturale, però buonissimo. Alla prossima, ciao ciao!